E abbiamo sentito le voci dei rappresentanti del mondo agricolo e ora sentiamo chi, insomma, il mondo agricolo in Veneto lo governa e ne stabilisce le politiche. Franco Manzato, assessore all'agricoltura della Regione Veneto. Allora, assessore, intanto voglio sapere da lei, insomma, immagino abbia brindato con le bollicine venete a Capodanno. Sì, bollicine venete, ma anche i rossi veneti e anche i bianchi non fermi, diciamo, perché sono eccellenze che stiamo cercando di portare in giro per il mondo, soprattutto nella programmazione 2014, ma non ci sono solo le bollicine, ma anche i nostri grandi rossi, amaroni su tutti. Insomma, vitivinicoltura è una delle cose che sicuramente va bene per quanto riguarda il settore primario. Allora, facciamo un po' un bilancio di come è andato l'anno che si è appena concluso, quali sono state le cose per cui lei si ritiene soddisfatto e quali sono le cose su cui invece bisogna ancora lavorare. Ma sono soddisfatto per la tenuta, diciamo, in generale dell'agricoltura del Veneto, un po' perché è in controtendenza anche rispetto alle altre regioni, perché abbiamo registrato ancora un aumento della produzione lorda vendibile in percentuale importante e anche l'occupazione dell'agroalimentare importante. Questo in un momento in cui si parla di disoccupazione credo che sia un elemento fondamentale. Alcuni settori sono molto forti, penso proprio al settore del vino, altri settori invece che sono in difficoltà. Uno dei problemi grossi che abbiamo sicuramente è il tema della zootecnia, soprattutto da carne, settore che vogliamo affrontare, che abbiamo affrontato con un tavolo di crisi, ma che adesso vogliamo affrontare anche in maniera molto forte con il nuovo piano di sviluppo rurale, ma anche con i premi PAC che in qualche modo devono sostenere questo mancato reddito che deriva dalla nuova programmazione. Ecco, appunto sarà centrale proprio capire quali saranno le linee guida di questo nuovo PSR. Ecco, lei si è già fatto ovviamente un'idea anche attraverso così un momento di concertazione con le associazioni di categoria. Sì, mancherà sicuramente il momento in cui non è ancora arrivato il momento in cui decideremo definitivamente cosa farne, proprio perché siamo in trattativa con il Ministero per quanto riguarda l'entità finanziaria di tutto, anche se si aggirerà sui 3 miliardi di euro, oltre 3 miliardi di euro. Però ovviamente qualche idea ce l'abbiamo, innanzitutto l'aggregazione, che è un fattore importante, l'aggregazione da una parte, quindi la capacità delle aziende di potersi mettere insieme e competere col mercato mondiale, da una parte. Sicuramente il sistema cooperativo avrà ancora un sostegno molto forte, l'innovazione, stavamo discutendo proprio pochi minuti fa proprio dell'innovazione, anche utilizzando strumenti finanziari che vanno oltre il piano di sviluppo rurale e soprattutto i giovani. Investiremo ancora sui giovani perché riteniamo essere una carta vincente per il futuro, perché sanno leggere l'innovazione che arriva, la ricerca sicuramente la applicano e poi ovviamente la lettura dei mercati internazionali. Ecco, Assessore, altro tema su cui insomma, si sta dibattendo anche in questi giorni è il tema del consumo del suolo. Non c'è agricoltura senza territorio. Siamo stati poco tempo fa ad una delle mobilitazioni del mondo agricolo, per esempio contro l'edificazione della Romea commerciale. Ecco, lei cosa ne pensa? Io credo che si debba sempre tenere presente che dello stato dell'arte dell'economia, non solamente veneta ma dell'economia italiana, che ha uno stallo molto forte ed è uno stallo strutturale. Perché dico questo? Innanzitutto perché è vero che bisogna fare grossi investimenti sulle infrastrutture, ma è altrettanto vero che perché ci siano grandi infrastrutture ci vuole anche che ci sia una struttura imprenditoriale che funziona e oggi io vedo il secondario fortissimamente in crisi. Il primario invece in crisi anche lui, però in qualche modo ha i fondamentali solidi, e perché il primario continui a proporre posti di lavoro e produzione in aumento ci vuole il recupero del suolo, ci vuole toccare meno possibile il territorio agricolo per riproporlo a disposizione dei giovani imprenditori, dei giovani agricoltori, quindi anche della tutela ambientale che ci viene richiesta anche dalla Comunità Europea. Quindi io andrei in maniera molto, molto decisa non solo sull'esistente in termini di viabilità, ma sicuramente con il recupero del territorio su un settore come quello agricolo che può dare grosse soddisfazioni. Razionalizzazione di Veneto Agricoltura, a che punto siamo, Assessore? Beh, oggi siamo in una posizione che dice questo: da una parte una ristrutturazione interna che viene fatta attraverso la cessione, verrà fatta attraverso la cessione di parte del patrimonio e poi la presa in considerazione invece di
di analisi sulle società su cui partecipa Veneto Agricoltura da una parte. Invece la ristrutturazione vera e propria passa per una legge regionale, il disegno di legge che la Giunta ha licenziato nel 2012, oggi è in Consiglio regionale e sarà ovviamente opera dei consiglieri regionali capire se c'è la necessità di andare fino in fondo con la ristrutturazione oppure no. Oggi è tutto in campo al Consiglio regionale. Altra legge piuttosto dibattuta, quella sugli agriturismi. Sì. Ecco, e a che punto siamo anche in quel campo? Beh, lì abbiamo fatto un disegno di legge di modifica, l'ho voluto io qualche mese fa, che andava a modificare la legge sugli agriturismi appena approvata e che ha dato ovviamente grossa soddisfazione al sistema agricolo. So che qualche problema è sorto con il settore commerciale, però è altrettanto vero che il sistema agricolo in questo momento è un sistema molto forte, un sistema che può produrre posti di lavoro e anche garanzia rispetto alla qualità che viene posta negli esercizi di somministrazione, in questo caso, però anche penso che tutti devono ricordare che gli agriturismi sono un'attività complementare al reddito dell'impresa agricola, non è complementare al reddito di altre categorie. Questo lo dico molto chiaramente. Questo non vuol dire che bisogna che le categorie e le aree si scontrino, ma trovare una giusta soluzione perché possano coesistere la parte commerciale vera e propria e la parte agrituristica che in qualche modo diventa uno dei fiori all'occhiello del turismo del Veneto. Le chiedo l'ultima cosa, allora un grande appuntamento nel 2015 sarà l'Expo. Sì. Sarà un'opportunità che il Veneto coglierà? Sì. Sarà un'opportunità importante. Noi ci muoviamo da un po' di tempo con dei contatti forti, ovviamente con la regione ospitante che è la Lombardia, ma vogliamo anche come settore primario essere presenti, soprattutto attraendo nel nostro territorio chi viene a visitare l'Expo, portandolo in Veneto, quindi in qualche modo facendo anche dei grossi finanziamenti proprio per far conoscere tutta la nostra potenzialità in termini sia di enogastronomia ma anche in termini di agroalimentare e anche di innovazione, perché riteniamo di avere degli imprenditori che sanno essere competitivi a livello mondiale anche attraverso l'innovazione e la ricerca. Grazie a Franco Manzato, assessore all'agricoltura della Regione Veneto, per questa chiacchierata che abbiamo fatto insieme. Si chiude qui la nostra puntata di Verde Nord-Est, però torniamo la prossima settimana, stessa rete, stesso orario, seguiteci.